Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, ben trovata, buonasera anche a te. Questo brano, La marcia di Esculapio di Piero Piccioni, anno di grazia 1968, che è il leitmotiv del medico della mutua e anche del seguito del 69, il dottor Guido Tersilli, primario della clinica, ora non mi ricordo come, convenzionato con le mutue, ebbene è dedicato a tutto il personale medico e gli OSS del reparto di urologia dell'ospedale di Magenta, che ieri si è preso amorevolmente cura di me e oggi mi ha rimesso in circolazione come nuovo. Quindi un abbraccio, un saluto e un grazie. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1161 di oggi, giovedì 26 di marzo dell'anno del Signore 2026. Cominciava la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fessocchi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molta altra bella roba ancora. 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure 0292 94 7222 per le vostre telefonate quando lo dirò io. Ma adesso, implacabile come sempre, c'è lui, Pierluigi Magnaschi, con diritto e rovescio. Vai pure Natalia, grazie. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove è stato costretto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è anche la segretaria del suo partito, a dimettersi dal suo incarico. Se non fosse intervenuta pesantemente e perentoriamente Meloni, Del Mastro sarebbe rimasto al suo posto, anche se la sua posizione era diventata agli occhi di tutti, ma non ai suoi, indifendibile.
Del Mastro infatti aveva acquisito una quota nella società di una bisteccheria di proprietà di un camorrista che per far perdere le sue tracce aveva intestato l'esercizio alla figlia 19enne. Possibile che un sottosegretario alla giustizia non si renda conto dell'enormità della sua scelta? Che bisogno aveva di entrare in un piccolo affare ma molto pericoloso? Non gli bastava lo stipendio di parlamentare? Aveva del tempo da buttare via? Alle prossime elezioni Del Mastro merita di non essere ricandidato. Così potrà fare tutte le besteccherie che vuole, anche se non collegate, mi raccomando, alla camorra. Qui Parlamento. Qui Parlamento. E io do il bentornata questa sera alla senatrice Tilde Minasi. Buonasera, come sta? Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Bene, un po' al freddo oggi qui a Roma. Ah, Però... ho capito. Che tempo fa in riva allo stretto? Mi faccia stare male. Allo stretto devo arrivare stasera, ancora non lo so. Ancora non Roma, si sa, vabbè. Ancora, sì. Immagino Sì, però sì, che ormai perché sia la primavera di oggi... Marina. Sì, sì. Mamma mia. Comunque si aspetta un'ondata di maltempo ancora, speriamo l'ultima, che non se ne può sì. più. Senatrice, allora, visto che andiamo in riva allo stretto, che cos'è questo DDL Mare? Perché così parliamo di tutto il Mar d'Italia. Per me che che sono sul mare è veramente bello riuscire a vedere che finalmente si riporta il mare al centro della visione di sviluppo dell'Italia, perché penso che per troppo tempo, anzi da sempre, il mare l'abbiamo visto sempre come un tema secondario e abbiamo rinunciato a valorizzare invece pienamente quella che è una grande risorsa. E questo ce lo dice non solo banalmente il fatto che l'Italia sia una penisola, ma anche tutta una serie di dati che per esempio ci vengono raccontati dal 13° rapporto nazionale sull'economia del mare e dell'osservatorio Ossermare di Uncamere, che ci dice che appunto l'economia del mare nel nostro paese vale 11% del nostro PIL, quindi parlare di mare significa parlare di lavoro, di imprese, di futuro, di crescita e credo che l'Italia abbia tutte le condizioni per essere protagonista in quest'ambito. Certo che però per esserlo serve appunto una strategia, ma serve anche una vera governance. E credo che questo provvedimento affronti quelli che sono stati i limiti fino ad ora che hanno impedito una messa a frutto appieno di questa nostra risorsa, quindi la burocrazia ovviamente che non manca mai, ma anche la mancanza di un coordinamento serio, un sottoutilizzo di tutte quelle che sono le risorse e anche le difficoltà a volte di reperire quello che è il personale qualificato. E quindi credo che questo disegno di legge inizia a costruire, diciamo, e sostiene anche, guarda, settori strategici come la pesca, che da tempo soffre una pesante crisi e non ha ricevuto l'attenzione che invece merita, perché difendere la pesca significa difendere lavoro, ma anche tradizione e presidio del territorio. Si guarda al sistema portuale, alla cantieristica, con misure che consentono alle regioni di poter accompagnare il processo di innovazione e la competitività di un comparto che è un'eccellenza italiana riconosciuta nel mondo. Ma soprattutto si semplifica tutte le procedure che hanno da sempre paralizzato questo settore, riducendo quegli ostacoli burocratici che per anni hanno frenato le imprese, gli investimenti e l'occupazione, perché credo che un paese che ha quasi 8.000 chilometri di coste e che ha la fortuna e il vantaggio di vivere sul mare ha il dovere di agire per tutelarlo, ma nello stesso tempo metterlo
a frutto, ma ha soprattutto il dovere di avere appunto una politica del mare all'altezza, che sia capace di trasformare una vocazione naturale in una strategia economica, senza dimenticare anche quanto il mare sia anche per noi una risorsa culturale e identitaria. Ecco, credo che questo disegno di legge che ieri abbiamo votato fa tutto questo, segnando un cambio di passo rispetto al passato e creando appunto nuove e più strutturali opportunità di crescita. Quindi noi come Lega l'abbiamo votato convintamente, nella speranza che si torni a guardare al mare non come un limite, ma con una grande opportunità di crescita. Molto bene, molto bene. Senta, adesso c'è la pausa di Pasqua e poi si riprende. Di che cosa c'è che bolle in pentola? Vabbè, io c'ho in mano, sono anche relatore del provvedimento concessioni, dove c'è anche dentro il ponte, il nuovo iter per il ponte sullo stretto, quindi questo sarà un bel lavoro e che dobbiamo portare avanti anche in fretta. Quindi subito dopo Pasqua, Decisamente. anche la prossima settimana lavoreremo ancora, quindi siamo qui. Tanto la pausa di Pasqua è veramente breve, non possiamo permetterci lussi di tanto stacco, perché le cose da fare sono molte. Molto bene. Allora, senatrice, io la voglio ringraziare come sempre del suo Per tempo carità, grazie a voi. e del suo impegno. Insomma, buon viaggio, e lo diciamo visto che tra l'altro ieri leggevo una cosa assurda su El País. C'è stato uno che ha scritto un editoriale: se la Spagna è un paese a confessionale, allora se non parliamo del Ramadan non dobbiamo parlare nemmeno della Settimana Santa e fare i riti della Settimana Santa. No, vabbè. Ecco, a noi piace Lasciamo invece dirci perdere. buona Io Pasqua. sono Prego. arrabbiatissima per tante cose, anche perché noi facciamo tanto per smascare il nostro territorio da stereotipi pazzeschi, e quasi come da me ha prevalso il sì, si dice vabbè, Gratteri aveva ragione, in Calabria votano i mafiosi. No, non si può sentire questa cosa, non si può Decisamente no. sentire. Decisamente no. Perché Allora la Lombardia è piena di mafiosi, visto che ha vinto pure il sì qui. appunto. Cioè, il Veneto Vabbè. non ne parliamo, Friuli, Venezia Giulia addirittura, cioè dai, su. Veramente senza parole. Vabbè, dovremmo cercare di Grazie, essere più seri tutti. davvero. Tanti cari auguri. Grazie anche a lei, agli ascoltatori, alla prossima, arrivederci. Di nuovo. Sigla. Qui Parlamento. Allora, bella gente, adesso diamo un'occhiatina alle agenzie. Eccoci qua su ANSA.it. Trump: l'Iran ha occasione per aprire una nuova strada, se non lo farà saremo il suo peggior incubo. Il presidente USA: prendere il controllo del petrolio di Teheran è un'opzione. Israele: eliminato il capo della marina dei Pasdaran. Dal Libano lancio di razzi sul centro dello Stato ebraico. Ancora, Gasparri lascia la guida dei senatori di Forza Italia, al suo posto Stefania Craxi. Ancora, nel cimitero in provincia di Bergamo, profanato il cadavere di Pamela Genini, la modella uccisa a Milano. Certa gente dovrebbe essere impiccata, anche se in Italia non c'è la pena di morte. L'ipotesi di cozze contaminate dall'estero vendute con le italiane, indagano procura e NAS. E ancora, l'esperto a 13 anni e presto per i social, servono nuove norme. Il caso nel bergamasco dimostra l'attualità del dibattito giuridico. Un'occhiatina anche alla BBC alle 18, 28 minuti e 45 secondi. Il presidente Trump appunto ha detto che l'America sarà il peggior incubo dell'Iran se non accetterà il piano di pace Witkoff in 15 punti, e ripete che Teheran sta pregando in ginocchio per avere un accordo. Tra l'altro un funzionario iraniano quest'oggi ha detto alle agenzie stampa nazionali che, che Teheran ha un diritto naturale e legale per controllare lo stretto di Hormuz, perché sapete che Teheran vuole imporre
il pizzo, cioè vuole imporre, usiamo una parola più sfumata, un pedaggio per tutte le navi che attraversano Hormuz. Al mio paese, credo pure al vostro, si chiama pizzo. Tra l'altro aggiungerei, sempre per quelli che parlano tanto di come si dice, di diritto internazionale, che la Convenzione di Montego Bay del 1982 obbliga, proprio in virtù della conformazione dello stretto di Hormuz, obbliga l'Iran e i paesi rivieraschi a lasciarlo libero e nessuno può avere il diritto di imporre tasse o balzelli vari, che è lo stesso, per fare un esempio, per lo stretto di Messina. L'Italia non può chiedere tasse per chi passa con la nave tra Scilla e Cariddi per abbreviare il percorso verso Suez, tanto per chiarirci, no? Vieni da Genova, vuoi andare fino a Suez, passi da Messina, mi pare logico. Non è che ti fanno pagare il pedaggio. Perché? Perché appunto è la libertà, il principio affermato da Ugo Grozio della libertà di navigazione dei mari, un principio che vige dal 600, signore e signori, e che evidentemente gli ayatollah si vogliono pestare sotto i piedi. Però non c'è problema, vedrete che troverete quelli che difenderanno anche costoro. Va bene, adesso pausa e poi dopo torna Gabriella Ronza. Epos, si parla di mitologia personale e fandom. Andiamo a sentire di che cosa si tratta. Vai pure Natalia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Salve a tutti, sono Gabriella Ronza e vi do il benvenuto sul mio canale. Per la nostra rubrica Simil Podcast Parliamo un po' di... Oggi parliamo di un tema che si collega profondamente a quella che potremmo definire una ricerca di mitologia e simbologia dell'individuazione personale. Affronteremo infatti la questione della mitologia personale e di come questa si esprima attraverso mezzi moderni. In particolare entreremo nel mondo dei fandom e delle fanfiction. Prima di iniziare però tengo a ringraziare Ilenia Zodiaco, vi lascio il suo canale in descrizione, perché l'ispirazione per questa riflessione nasce da un suo video proprio sulle fanfiction. Sono temi che ho approfondito anche nella mia tesi magistrale in filologia moderna, quindi per me rappresentano insieme un terreno di studio e di autentica passione. Oggi intrecceremo più piani, il fantasy, la cultura fandom e il bisogno umano del sacro, perché forse non abbiamo mai smesso di raccontarci miti, abbiamo solo cambiato i nomi. Per millenni miti, locali o universali, sono stati il cuore pulsante delle nostre civiltà. Hanno plasmato l'immaginario collettivo, costruito identità e dato senso al mondo. Il mito funziona in modo tale che circola, si sedimenta ed entra nel linguaggio comune. La domanda allora è inevitabile: i miti sono finiti o si sono trasformati? Oggi non abbiamo più miti delle origini in cui credere in modo religioso, ma abbiamo miti di invenzione e il fantasy è il laboratorio privilegiato di questi nuovi archetipi. Il caso emblematico è Harry Potter.
di J.K. Rowling. La saga ha venduto oltre 500 milioni di copie ed è stata tradotta in decine di lingue. Ma il punto non è soltanto il successo commerciale. Il punto è che oggi Harry Potter è quasi sinonimo di mago. Non è più soltanto un personaggio, è diventato un archetipo contemporaneo. Ed è qui che entra in gioco una parola fondamentale, fandom. La parola fan può derivare da to fancy, ammirare, oppure da fanatic, che a sua volta deriva dal latino fanum, cioè tempio. Non è un caso. Il fandom è uno spazio quasi sacro, un luogo simbolico in cui una comunità si riconosce attorno a un oggetto di culto narrativo. Quando il lettore acquisisce gli stessi diritti simbolici dell'autore, nasce il fandom. Lo sostiene Henry Jenkins, teorico della cultura convergente, che in un'intervista al New York Times nel 97 afferma: guardandoci indietro, le storie fondamentali erano quelle che appartenevano a tutti. La fanfiction è un modo con cui la cultura ripara al danno di un sistema in cui i miti contemporanei appartengono alle multinazionali anziché alle persone. La fanfiction, che è un prodotto naturale del fandom, diventa quindi un gesto quasi politico, una riappropriazione mitologica. Possiamo definirla così: la fanfiction è una narrazione scritta dai fan a partire da un'opera preesistente, letteraria, cinematografica, televisiva o di altra natura, che riprende intrecci, universi narrativi e personaggi, talvolta anche figure reali, per sviluppare nuove storie. Secondo Jenkins, questo fenomeno si inserisce nella logica della narrazione transmediale, una storia che si sviluppa attraverso media diversi e che mette al centro il lettore e spettatore. Il lettore diventa contemporaneamente produttore e consumatore. Come scrive Roland Barthes nella celebre teorizzazione della morte dell'autore, poi ripresa anche da Michel Foucault, l'autore moderno è in fondo una costruzione culturale. Oggi assistiamo a qualcosa di ancora più radicale. Il lettore viene promosso ad amministratore delegato del testo. Pensiamo per esempio a Dungeons and Dragons, famosissimo gioco da tavola. I due creatori non volevano limitarsi a leggere storie fantasy, volevano abitarle. D&D è narrazione partecipativa strutturata, è, potremmo dire, una mitologia performativa. Come nell'infanzia, il gioco diventa il modo più profondo per esplorare il mondo. E qui il parallelo con il mito antico diventa evidente. Anche i miti erano racconti corali. La prima voce si perde nella notte dei tempi. Non esisteva un autore unico, esisteva una comunità che narrava quella storia. D'altronde non possiamo parlare di mito poiesi senza citare Tolkien o Lewis. Per Tolkien, autore del Signore degli Anelli, il fantasy è un atto di subcreazione. L'essere umano creato a immagine del creatore costruisce a sua volta mondi secondari, coerenti. Lewis, con le cronache di Narnia, adotta invece un approccio più allegorico. Entrambi, membri degli Inklings, hanno trasferito l'epica medievale e la mitologia nordica nella cultura popolare del Novecento. D'altra parte, c'è da chiedersi perché fantasy, nel merito di questa mitologia personale, funziona così tanto. Secondo Stefano Calabrese, la magia si fissa più facilmente nella memoria, stimola la mobilitazione emotiva e attiva il pensiero divergente. In una prospettiva evoluzionistica, il piacere del fantasy sarebbe legato alla nostra capacità di immaginare scenari alternativi. Secondo Alessandro Dallago, invece, il successo del fantasy risponde sì a un bisogno di evasione, ma anche a un processo di antisecolarizzazione, un ritorno del sacro in forma narrativa. Il fantasy rende reale l'irrealtà, irreale la realtà, l'aldilà si mitizza, l'aldilà si demitizza. Nella mia tesi magistrale ho studiato gli archetipi mitologici del femminile nel fantasy contemporaneo. Con Le nebbie di Avalon, la Bradley riscrive il ciclo arturiano dal punto di vista femminile. È in un certo senso una fanfiction del mondo arturiano, ma accade qualcosa di radicale. Il mito non viene soltanto aggiornato, viene rimescolato. Il cambio di prospettiva modifica l'archetipo stesso, proprio come accadeva nel mito antico. La storia viene raccontata di nuovo e nel racconto si trasforma. E forse la mitologia personale nasce proprio qui. Quando leggiamo, scriviamo fanfiction, giochiamo di ruolo, discutiamo online, rielaboriamo personaggi, stiamo facendo ciò che l'umanità ha sempre fatto, cioè raccontare, raccontarsi, creare e ricrearsi. La differenza è che oggi i miti sono spesso proprietà industriale e la fanfiction in questo senso è un modo per riprenderceli. Forse non crediamo più agli dei olimpici, ma crediamo ancora nelle storie. E forse, in fondo, il fantasy non è un'evasione, non è mai stata, è una mitologia in atto. Quando hai un'azienda o una... A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:38 minuti e 57 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, grazie alla nostra Gabriella Ronza, come sempre. Adesso stasera è giunto il momento di parlare di libri, lo facciamo con la nostra Anna Maria De Luca, la nostra psicologa ed esperta di questioni della scuola. Stasera andiamo a parlare di due eventi apparentemente remoti nella storia,
ma che molto hanno da dire con la realtà in cui viviamo. Vai pure Natalia. E allora, anche questo giovedì è tornata a trovarci la nostra Anna Maria De Luca, lo sapete, lei è una psicologa, è un'esperta di questioni della scuola e parliamo al solito di libri, il nostro appuntamento. Tra l'altro, sì, ammetto, io lo confesso, c'è anche un certo feticismo nei libri, forse questo deve essere pure oggetto di analisi psichiatrica, chi lo sa. Io ammetto che in una libreria ci sto bene perché aspiro a pieni polmoni l'odore della carta e ho l'abitudine di annusare sempre i libri appena presi perché quell'odore di carta è straordinario. Così come è inconfondibile, per esempio, l'odore di Tex. Se io compro l'ultimo numero di Tex, la prima cosa che faccio ci infilo il naso dentro perché, come tutti gli appassionati di Tex sanno, la carta che usa Sergio Bonelli editore ha un odore particolare che resta peraltro uguale a distanza di decenni. Anna, devo farmi vedere da uno bravo o ci puoi pensare già tu? Buongiorno a tutti. È bellissimo quello che hai detto, bellissimo. meno Io male. rimango impressionata quando sento gente che butta i libri. Alcuni dicono i libri fanno polvere, non carità. troppi, li butto. Cioè, è veramente un peccato capitale, Sì. oltre che un segno di grande ignoranza, no? Come Sì. se un libro fosse un prodotto dozzinale, in teoria non bisognerebbe buttare neanche il cibo, figuriamoci un libro, perché dietro c'è la fatica di chi lo ha scritto, oltre che un Certo. pezzo di storia di tutti, no? Quindi c'è un atteggiamento terribile nei confronti dei libri, ultimamente addirittura li vendono a peso, quindi quello che dici tu è musica per le mie orecchie, Meno fantastico. male. Meno male. Allora, noi quest'oggi abbiamo due libri di storia che sembrano apparentemente scollegati rispetto alle vicende attuali e invece ora ci vuole per citare Nanni Moretti. Non sembra che non c'entra, ma c'entra e c'entra e come. Perché? Perché noi parliamo di due posti che sono ampiamente tornati alla ribalta delle cronache, vabbè che non se n'erano mai andati. Uno è l'assedio di Gerusalemme, 1099, i crociati conquistano la città santa, Antonio Musarra per Carocci Editore. Il secondo è l'assedio di Tiro, 332 a.C., l'impresa epica di Alessandro Magno, sempre per Carocci Editore. Tiro, lo sapete, insieme con Sidone è tornata alla ribalta non solo perché viene nominata nella Bibbia, non solo perché l'abbiamo studiata a scuola con Erodoto e così via, ma anche perché in questi giorni l'esercito israeliano sta invadendo proprio la zona di Tiro e di Sidone. Quindi, come vedete, continuano a essere questi posti, Gerusalemme non ne parliamo, ma Tiro e Sidone continuano a essere, con il Libano, al centro dell'occhio del ciclone della storia. Anna, allora, l'assedio di Tiro è probabilmente un'impresa che molti non ricordano, ma che nell'antichità è stato, diciamo, ha lasciato una eco pari forse allo sbarco in Normandia, per fare le proporzioni con i giorni nostri. Perché cosa fa Alessandro Magno? Alessandro Magno ha letteralmente cambiato la geografia della costa libanese, determinando una trasformazione che è permanente, che esiste ancora oggi, perché al tempo Tiro era su un'isola. E Alessandro Magno fece un terrapieno con il quale la collegò alla terraferma. Poi la successiva deposizione di sedimenti ha esteso il collegamento che fece lui nel corso dei secoli, al punto che oggi abbiamo un istmo largo oltre 500 metri e anche intensamente urbanizzato. Quindi l'antica isola è diventata la punta di una penisola. E se consideri l'epoca in cui eravamo, parliamo del 332 a.C., fecero un'opera di geotecnica ante litteram, cioè costruirono quasi 1 chilometro di terrapieno in mare aperto, una cosa impensabile, no? Loro Sì. riuscirono a sfruttare la morfologia del fondale, a gestire le correnti e i fondali sabbiosi, e quindi un'operazione che chiedeva una conoscenza profondissima sia del terreno che dell'idrodinamica, e costruirono un'opera che non aveva precedenti nel mondo antico, e un'opera che integrò terra e mare. Sai, si parla tanto del ponte, no? Ma Alessandro Magno nel 332 a.C. riuscì ad usare acqua e terra in un modo che ancora oggi ci chiediamo come ha fatto.
Infatti, effettivamente è qualcosa di straordinario e questa tenacia, questa caparbietà ha portato, immagino, anche alla conquista della città, poi per l'invincibile, come si dice, Alessandro Magno. Sì, allora guarda, Tiro era strutturata su 2 nuclei, c'era la città antica sulla costa e la città nuova su un isolotto che era a circa 700 metri dalla riva, che era proprio una roccaforte con mura massicce che cingevano tutta l'isola e considera che in tempo di pace i rifornimenti arrivavano dalla città costiera, però in caso di assedio la popolazione poteva essere evacuata facilmente sull'isola, che resisteva grazie alla flotta. Quindi questa unione, questa particolare morfologia rendeva Tiro il centro più sicuro del mondo antico, era inespugnabile. Quindi Alessandro si trovò nella condizione di dover assediare un'isola fortificata e senza neanche avere una flotta adeguata. Quindi era proprio un rompicapo, come poter fare una cosa del genere. E la risposta fu nell'ingegneria. Pensarono appunto di costruire un molo. Guarda, all'epoca gli ingegneri a seguito di Alessandro effettuarono ricognizioni sopra ricognizioni fino ad individuare un istmo sabbioso che era a pochi metri di profondità. Arriano parla di circa 2 metri nella parte a ridosso della costa, che quindi poteva essere sfruttato per costruire un terrapieno su cui far avanzare le macchine d'assedio. Alessandro rimase entusiasta di questa idea dei suoi ingegneri e quindi ordinò ai soldati di iniziare i lavori in modo molto veloce, impiegando legname e le pietre che trovavano nella zona. Quindi non è che potevano portarsi i materiali da lontano, quindi come materiale da costruzione i macedoni usarono le pietre e le macerie della vecchia Tiro costiera che nel frattempo avevano raso il suolo. Ed era una scelta importante in quel momento perché il materiale era già disponibile in loco e la distruzione della città vecchia, tra l'altro, toglieva agli abitanti di Tiro un punto di appoggio logistico. Quindi lui prima ha distrutto la città vecchia, poi con quelle pietre e con la legna ricavata da purtroppo devo dire ordinò di abbattere le foreste di cedro circostanti, riuscirono a costruire delle catapulte capaci di scagliare massi fino a 150 metri di distanza. E poi un'altra cosa pazzesca raccontata in questo libro è che questi ingegneri misero appunto delle torri ossidionali, si chiamano, su 20 piani, alte fino a 60 metri, che erano proprio dei capolavori di falegnameria. E le rivestirono di calce e pelle di pecora per attutire i colpi nemici. Addirittura misero i ponti levatoi su per lanciare i soldati all'assalto, un po' come nei film, no? Erano delle navi poi c'erano queste navi ariete che erano formate da 2 imbarcazioni che venivano unite a prua con un ariete sospeso sopra la coperta, pronto a sfondare le mura dal mare. Quindi veramente hanno messo in piedi una cosa impensabile, incredibile. Ma la risposta di Tiro comunque non è stata da meno, perché anche a Tiro erano bravi in ingegneria. E quindi da Tiro idearono un contrattacco. Cioè come si può contrattaccare una cosa così follemente ingegneristica e funzionante? Cioè, gli abitanti di Tiro decisero per contrattaccare di riempire di pece, zolfo e materiali infiammabili una nave per il trasporto di cavalli. Tu pensa che fantasia anche, no? Nella risposta. E l'agganciarono a 2 triremi. Quando il vento fu favorevole, lanciarono questa nave come contro il molo e così le 2 torri e le macchine di Alessandro furono rapidamente avvolte dalle fiamme, mentre altre navi di Tiro facevano sbarcare i soldati che distrussero tutto ciò che ancora non aveva preso fuoco. Quindi una battaglia allucinante. Poi per impedire che le navi nemiche si avvicinassero alle mura, gli abitanti di Tiro scagliarono un'enorme quantità di pietre in acqua, creando così una barriera subacquea. E inviarono anche dei palombari a tagliare le funi
che tenevano insieme le piattaforme galleggianti delle macchine d'assedio di Alessandro. Poi Alessandro rispose ma Alessandro a quel punto rispose sostituendo le funi di ancoraggio con delle catene di ferro. Insomma, guarda, una cosa che se pensiamo che siamo nel 300 a.C., veramente sembra incomprensibile. Quindi la situazione era impallata, diremmo, no? Non se ne usciva. Però Alessandro non si diede per vinto, quindi ordinò a quel punto di costruire un secondo terrapieno, molto più largo di quello di prima, così per avere più spazio, per avere più torri e più truppe. E poi in suo soccorso arrivarono altre navi da Sidone, da Rodi, da Cipro, quindi si formò un'armata imponente che si dispose sulla spiaggia in modo parallelo. Quindi con questa flotta finalmente disponibile, perché Alessandro non ce l'aveva la flotta prima di questo momento, cioè una flotta adeguata, con questa flotta fu possibile aprire una breccia nel settore sud delle mura, quello che ha più problemi di debolezza strutturale. E poi 2 giorni dopo, quando il mare si calmò, perché consideriamo che siamo in acqua e quindi bisognava anche considerare le condizioni atmosferiche, Alessandro diede ordine di attaccare in massa quel settore e la città cadde. Quindi una storia che io, guarda, la suggerisco ai nostri ascoltatori perché è pazzesca. Sì, e dimostra decisamente come le guerre, diceva qualcuno, trovano sempre modi più intelligenti per ammazzare la gente. Le funi vengono tagliate e io ci monto le catene, così prima che le rompano ce ne vuole. Come vedete, non è che c'è solo l'intelligenza artificiale nelle guerre moderne, anche quella analogica continua ad avere il suo perché, ad avere le sue applicazioni letali. Senti, invece passiamo a Poi Gerusalemme. aspetta, vorrei fare i complimenti all'autore, si chiama Omar Koloru, che è bravissimo. Lui è professore associato di storia greca a Bari, all'Università Aldo Moro, ed è uno specialista del periodo ellenistico. Ha scritto già dei libri molto interessanti su Alessandro Magno, sull'imperatore prigioniero, la Persia. È uno studioso che ha una lunga esperienza nel campo della storia antica, ma questo libro è scritto veramente con una passione e una precisione encomiabili, perché comunque è difficile leggere una storia del 330 a.C., però raccontata in questo modo e con questo entusiasmo diventa una storia attuale che affascina tutti, quindi lo consigliamo assolutamente. Decisamente. Adesso però noi andiamo in quel di Gerusalemme, non c'è bisogno di spiegare per quale motivo Gerusalemme sia in cronaca adesso. 7 giugno del 1099, dall'alto della collina di Montjoie, i crociati guardano l'orizzonte, c'è Gerusalemme, crollano le mura, la città viene invasa e addirittura sarà un massacro. Il libro è stato scritto da Antonio Musarra, professore associato di storia medievale alla Sapienza Università di Roma, ma anche fellow di Harvard ed esperto di storia del Mediterraneo. Ecco, e allora com'è andato questo assedio? Vabbè, abbiamo già spoilerato il finale, però come si dice ora, però mi pare che sia una storia altrettanto importante, visto che finisce per intrecciarsi con, nei fatti, un assedio dall'aria, anche se c'è l'Iron Dome, dei missili iraniani contro la capitale di Israele di adesso. Sì, è veramente incredibile il parallelismo che c'è con il mondo attuale. Allora, questo libro anche è scritto molto bene, è dedicato nella prima parte alla storia della città stessa, quindi Musarra ripercorre le identità stratificate di Gerusalemme, quindi la Gerusalemme ebraica, quella cristiana, quella musulmana, fino poi alla dominazione dei turchi, passando per la conquista persiana e araba. Quindi l'idea centrale è che Gerusalemme non sia contesa solo per motivi religiosi, ma perché nel corso dei secoli è diventata il simbolo dell'ombelico del mondo, il posto dove fede, potere e identità si sovrappongono in un modo irrisolvibile, ed è molto interessante questo punto di vista. Poi, continuando nel secondo blocco del libro, l'autore ricostruisce appunto la prima crociata, come dicevi tu, che era il contesto dell'assedio. E quindi Musarra narra le vicende che portarono alla crociata che, per chi adesso rispolverando un po' di storia, no? Partì dal concilio di Clermont del 1095, quando Urbano II, che era papa appunto, lanciò l'appello a marciare su Gerusalemme.
Sì, sì, Dio lo sì. vuole. Dio lo vuole. E l'autore chiarisce che la prima crociata non fu frutto solo di un sentimento religioso, ma che c'erano interessi economici e commerciali potentissimi, soprattutto da parte delle repubbliche marinare, c'erano le ambizioni politiche del papato, c'era la volontà di affermare il primato della Chiesa di Roma in un momento in cui il Papa non poteva neanche risiedere a Roma, perché c'era l'antipapa Clemente III, quindi era un momento molto particolare. E il cuore del libro descrive l'assedio. Questo è un altro assedio, quindi 7 giugno del 1099 i crociati, dopo 3 anni di marce, assedi e battaglie, arrivano a vedere Gerusalemme. Quindi l'esercito cristiano arriva finalmente davanti alla città santa. Un mese durò l'assedio, dopo un mese le mura cedettero e la città fu travolta da un massacro che tutte le cronache descrivono come un'onda di sangue. Quindi vedi, oggi non ci sono più per fortuna le guerre a colpi di sangue tra religioni, però ci sono a colpi di terrorismo che sempre sangue portano, quindi non parliamo di assedi ma di altre forme, no? Ma la religione purtroppo resta sempre la religione che dovrebbe unire, predicare l'amore in qualunque modo si voglia chiamare Dio, a qualunque religione si appartenga, viene poi interpretata dalla politica come un'arma per raggiungere obiettivi economici, no? Musarra ricostruisce ogni fase dell'assedio, quindi la difesa della città, l'apporto dei genovesi che fu importante, il primo attacco che fallì, il secondo attacco che invece riuscì e infine poi la battaglia del 1099 di Ascalona che appunto consolidò la conquista. Ti ricordi quando studiavamo le crociate a scuola? Me lo ricordo, sì, come no. Come no. Eh. Me lo ricordo, sì, mi ricordo soprattutto il finale, San Giovanni d'Acri 1291, mi ricordo ancora la data, la caduta di San Giovanni d'Acri nel 1291, l'ultima crociata e quindi la sconfitta dell'Occidente che da quel momento perde praticamente per un po' piede nel Medio Oriente, perde questa presenza fissa a San Giovanni d'Acri. Poi ci possiamo anche mettere San Francesco che va a trovare il sultano a Gerusalemme, che prova un dialogo con lui ma non ci riesce, eccetera, eccetera. Il feroce Saladino, anche se qua torniamo, questo è più un ricordo che richiama la radio degli anni 30, c'era questo personaggio, il feroce Saladino, che era appunto Saladino di Gerusalemme, questo feroce condottiero, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, vecchi ricordi che riemergono dal passato, devo dire. Torno indietro di 30 anni, se mi ci fai pensare. Sì, sì, perché in effetti queste sono cose che si studiano alle superiori e poi non ci si pensa più, però è veramente impressionante riflettere su come i motivi che scatenano le guerre oggi come in passato siano spesso motivi falsi, cioè nel senso che i motivi veri sono ammantati di bugie, no? Uno dice attacco quel paese perché ha il nucleare, magari il nucleare non ce l'ha, perché in realtà il motivo è economico. Facciamo la crociata perché il cristianesimo deve arrivare là, e invece ci sono gli interessi economici dei feudatari e mille altri intrighi, no? Quindi alla fine rimane sempre di fondo come dire, il dubbio, no? Che le guerre, cioè partire per una guerra significa spesso, no? Aderire ad un motivo, ad una motivazione che poi non corrisponde alla realtà o quantomeno non è quella principale. Cioè un po' come ammantare la pillola sai quando uno è bambino ti mettono la pillola dentro il dolcino, sì, così tu la mangi. È una vecchia ecco. tattica che di solito funziona sempre, almeno lì per lì. Poi dopo uno si accorge che è stato truffato. È altrettanto vero però che se ci fai caso, comunque stiamo raccontando dei fatti che riguardano il Medio Oriente, sia Tiro che Gerusalemme, ed è imprescindibile un punto di questa conversazione, che nel bene e nel male continuano a essere centrali anche nella storia attuale e contemporanea, per cui a maggior ragione la speranza è che ci possano essere degli sviluppi storici, e credo che noi quest'anno potremmo vederli, degli sviluppi storici che possano portare un minimo di stabilità in questo Medio Oriente.
perché un Medio Oriente pacificato è un vantaggio per tutta l'umanità, è un vantaggio sotto un profilo non solo di mera pace o quello che volete voi e sicurezza, ma è anche un vantaggio sotto il profilo economico e sociale. Cioè, pensate le petromonarchie del Golfo, più l'Iran con tutti i loro soldi, insieme alleati e amici e con le start-up israeliane, diventano praticamente la Svizzera del mondo. E questo significherebbe veramente una svolta epocale. Vediamo che cosa succede. Certo è un fatto, questi eventi apparentemente lontani ci raccontano tutti la stessa storia. Ragazzi, non potete ignorare il Medio Oriente, non si può. È un paese come l'Italia, aggiungerei, è un paese che a maggior ragione deve tenere i piedi nel Mediterraneo, contrariamente a chi, come l'avvocato Agnelli, più di 30 anni fa, disse dobbiamo varcare le Alpi. Sì, certo, le dobbiamo varcare perché il paese ha la testa nelle Alpi. I piedi saranno sempre a bagno nel Mediterraneo e noi col Mediterraneo, tutti i paesi del Mediterraneo ci dobbiamo avere a che fare. Guarda, se ne stanno accorgendo già adesso perché può essere insomma, banale come pensiero, però per esempio a Roma gli hotel 5 stelle, 4 stelle che avevano le stanze prenotate per Pasqua dalle persone più ricche del mondo, considerati i prezzi che hanno, e che quindi appartengono appunto al Medio Oriente oppure a paesi, alla Corea, cioè paesi che devono fare scalo in Medio Oriente per arrivare qua, hanno dato disdetta. Cioè oggi al telegiornale si parla appunto delle disdette che stanno ricevendo gli hotel di Roma perché la gente ha paura a fare scalo in Medio Oriente e quindi nel frattempo che cercano altre rotte per arrivare, la conseguenza, cioè, lo vediamo anche a casa nostra, no? Certo non è il problema principale per i comuni mortali che un hotel 5 stelle si ritrovi delle stanze vuote, però i lavoratori che lavorano nell'hotel 5 stelle rischiano il lavoro così. Esatto. Quindi ci sono conseguenze che alla fine ricadono in modo circolare sulle persone che lavorano, che chiaramente non c'entrano nulla con tutte queste vicende. Parlavo ieri con degli amici iraniani che mi raccontavano sì, come adesso tutte le persone che sono scese in piazza perché volevano la rivoluzione, volevano la libertà, siano bersagliate. Certo, Cioè li stanno cercando uno a uno. Sono senza internet da più di una settimana, circa una settimana che c'è il nuovo capo e non c'è internet. Quindi loro per parlare con i genitori sono costretti ad usare il telefono, ma per 30 secondi, perché chiaramente facendo una telefonata del genere il prezzo è altissimo, no? Non possono parlare con WhatsApp visto che non c'è internet. E quindi c'è questa difficoltà proprio di comunicazione. Il grande rischio per tutte le persone che hanno creduto alla rivoluzione, che hanno creduto al cambiamento. È vero, aspettiamo e vediamo che cosa succederà anche qua. Io intanto però ti ringrazio per averci portato nel Medio Oriente a riflettere sul fatto che la storia, come vedete, non è un elenco di fatti passati, ma è uno strumento per riflettere anche sul nostro stesso presente e probabilmente anche futuro. Grazie. Sì, no, volevo solo Dimmi. aggiungere una cosa, che tutti e due i libri sono della casa editrice Carocci, di cui abbiamo parlato diverse volte, e che è una scelta particolare, perché comunque l'assedio di Gerusalemme e l'assedio di Tiro, pubblicati nel 2026, cioè non è da tutti, no? La Carocci, ti ricordi, una volta si chiamava La Nuova Italia Scientifica? Sì. Ed era nata come una costola universitaria della Nuova Italia. Poi dal 98 si chiama Carocci Editore ed è ad oggi proprio una delle principali case editrici, proprio per il rigore delle scelte editoriali, che come appunto abbiamo visto in questi due libri sono scelte molto molto particolari e molto importanti. Quindi vuol dire, complimenti, perché ci vuole coraggio, visto che adesso non sono poi tantissime le persone che leggono. E grazie anche a te Antonino, perché questa trasmissione è importante, proprio perché spero che la gente che ci ascolti recuperi il gusto della lettura, perché con vuol dire, la frenesia della vita quotidiana eccetera ci stiamo perdendo il gusto di fermarci a leggere. È un lusso che non ci permettiamo più, invece è una cosa che dal punto di vista psicologico ci migliora la vita e perderla è un peccato. Questo indubbiamente, sì, hai pienamente ragione. Guarda,
Io credo che rendiamo un servizio ai nostri ascoltatori cercando di offrire ovviamente un'ampia gamma di argomenti con le nostre rubriche fisse di questa trasmissione, però appunto mi piaceva l'idea di avere anche uno spazio nel quale parlare di libri, perché di gente che parla di fesserie ne abbiamo anche troppe. Invece un libro significa coltivarsi, poter amare un libro significa coltivarsi, e quindi ci auguriamo insomma che non volete comprarli, non potete comprarli, quantomeno li trovate nelle biblioteche comunali, anzi a maggior ragione sappiate che nei nostri comuni ci sono delle bellissime biblioteche, poco frequentate purtroppo, nelle quali questi libri ci sono e vi aspettano. E un libro è un compagno, e di questi compagni di viaggio nella vita abbiamo bisogno, anche perché, come ha detto Umberto Eco, è una sorta di risarcimento per la mancata immortalità, perché significherà aver attraversato il Rubicone con Cesare, essere stati all'assedio di Gerusalemme con i crociati, essere stati all'assedio di Tiro con Alessandro Magno e così via. Quindi, a maggior ragione, fornitevi e rifornitevi di libri. Anna, grazie. Grazie a te. Guarda, a Barcellona, dove appunto mi trovo a stare spesso per motivi appunto professionali, come sai, avviene una cosa spettacolare. Allora, la Spagna ha superato, la Spagna era indietro rispetto all'Italia, ci ha superato, no? Da tantissimi punti di vista, è molto più avanti, ma una delle chiavi credo che sia proprio questa, cioè, la domenica mattina c'è il mercato dei libri, non hai idea della gente che fa lì. Ti spingono, non c'è un millimetro per camminare, adulti e bambini attirati dallo scambio delle figurine oltre che dei libri, ma sono frequentatissimi, è come se fosse una grande festa tutte le domeniche. I mercati dei libri a Roma, non so a Milano, ma a Roma sono vuoti, ci sono queste bancarelle tipo a Piazza del Popolo, ma anche in altri punti della città, non c'è mai nessuno, io non so come fanno a stare aperte veramente. Ed è incredibile come, anzi, chi ha i libri a casa cerca di disfarsene perché non c'è spazio, accumulano polvere, ma almeno li regalassero, dico, fai un regalo a una persona che conosci, gli regali un libro senza buttarli, no? Che è proprio un peccato. E quindi proprio questa differenza come dire, culturale profonda, perché un paese che ci ha superato legge, libri, frequenta i mercati dei libri dove puoi prendere libri a €1, 50 centesimi, e noi siamo tutte sulle tecnologie, non leggiamo più, ci troviamo superati. E purtroppo questo è sconsolante, ma è l'amara realtà. Chiudiamo qui. Grazie. Sì. Grazie a te. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. 1, 2, 3 e 4. A cavallo di quest'onda, sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campioni e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri, ari, oh, dentro all'acqua segue il flow. Mai quest'onda, mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, sha-la-la-la-la, 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 un'altra volta, un'altra onda, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, quando resisterai? Quando il vento poi non tira, resteremo alla deriva tra le onde di questa vita, nelle righe di questa rima, diversi destini, partenze, arrivi, dov'è che
che vai, cosa farai? Ti reggerai o scivolerai? Sai che qui non c'è più tempo perché il sole sta scendendo. Sulla tavola estate inverno, questa muta che fa da guanto. Aspettando un'onda lunga, passa la cera un'altra volta. Poi col vento nelle mani, qui il futuro è già domani. Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai. Quest'onda mai mi affonderà, sha-la-la-la-la, 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 un'altra volta, un'altra onda, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, quanto resisterai? Noi siamo i giovani, giovani più giovani, siamo l'esercito, l'esercito del surf. Noi siamo i giovani, giovani più giovani, siamo l'esercito, l'esercito del surf. Noi siamo i giovani, giovani più giovani, siamo l'esercito, l'esercito del surf. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, caso mai mondiali. Buonasera, a voi la linea. Antonino, a te la linea. Risulti muto. Sì, ero muto perché stavo apprezzando Tommaso Zanello in Arte Piotta con la grande onda del 2002. E c'è stata una grande onda domenica che è stata quella dei no, ma questa è un'altra storia. E al telefono con noi stasera, come sempre, il co-conduttore di serata, che è l'avvocato Claudio De Filippi, e il nostro ospite, il signor Luigi Menchise. Buonasera a entrambi. Buonasera. Avvocato. Salve a tutti, caro Antonino. Allora, il nostro ospite un stasera... grosso saluto ai radioascoltatori che stanno, io ti dico, non so se tu Sì. volevi dirmi qualcosa, scusami, ti ho rubato il tempo. No, prego, vai pure. Praticamente radioascoltatori che io sono stato individuato e chiamato, che mi vogliono fare domande e mi fanno domande in materia di, indovina tu? Rottamazione? Bravissimo. Allora, intanto voglio dire una cosa brevissima, perché mi ha chiamato un paio in settimana, un paio di persone, non so, forse gli avete dato il numero voi o l'avranno trovato, dicendomi che volevano ulteriori informazioni. Allora io cosa ho fatto oggi? Oggi ho scritto a Gusmeroli un messaggio WhatsApp, ci sono notizie molto interessanti e questi radioascoltatori volevano sapere, secondo me l'interesse per le tasse è veramente numero uno, direi, perché la gente è in difficoltà e ovviamente ha bisogno di sapere, e quindi la Lega secondo me sta facendo un grande lavoro, Gusmeroli in primis, ma tutta la Lega immagino, sta facendo un grandissimo lavoro di servizio per la collettività e vicinanza a chi è in difficoltà con le tasse, e che non lo fa nessuno, anche dalle parole di Gusmeroli abbiamo capito, quindi è un partito che si sta veramente ponendo al fianco del cittadino. Ma cosa dice Gusmeroli? Poi arriviamo al nostro ospite di stasera, che si parla di tutt'altro, quindi di vittime di atti violenti. Invece cosa dice Gusmeroli? Gusmeroli anticipa che uscirà un decreto, cosiddetto decreto fiscale, entro fine mese, i primi di aprile al massimo, dovrebbe, finché non è legge, è chiaro, no? Dovrebbe uscire il decreto fiscale che rimette in terminis coloro che sono decaduti dalla rottamazione quater, le rate di novembre che scadevano quindi ai primi di dicembre per i 5 giorni di tolleranza 2025 e la rata di febbraio che scadeva dal 28 di febbraio ai primi di marzo. Quindi questa è una grandissima notizia ovviamente che
molti chiedono, altri chiedono anche altre cose, lo dico subito, ho chiuso praticamente questi due radioascoltatori più o meno hanno chiesto, uno la prima cosa e un altro mi ha chiesto, ma scusate, ma se io decado, e l'abbiamo già chiesto infatti al buon Gusmeroli che ha risposto al meglio, faccio quello che posso, cerco di fare qualcosa, ovviamente abbiamo chiesto, ma se uno decade dalle rateizzazioni, cosa deve fare? Perché lo Stato non gli permette di regolarizzare? Ecco, su questa seconda domanda non siamo in grado adesso di rispondere, ma speriamo presto, magari avremo di nuovo Gusmeroli in trasmissione, speriamo di sì, di rispondere. Adesso, per chiuso questo incipit, mi scuso con l'ospite Menchise che è ascoltarci, benvenuto intanto, è un cliente dello studio, il signor Menchise, lui è il padre, giusto caro? Sì. Ok. Allora, la sua situazione, ti faccio una domanda, faccio una breve premessa anche per te. Praticamente il signor Menchise e il padre hanno avuto, direi, un lutto plurimo, una strage in famiglia, che adesso ci descriverà meglio lui. Chi ha ovviamente una strage anche abbastanza nota a livello locale del sud, chi ha operato questo atto, diciamo, incomprensibile e tragico, non ha ovviamente nessuna possibilità di indennizzare, risarcire la famiglia, e quindi loro hanno fatto, con la direttiva 80 del 2004, di cui Antonino sa bene, noi ogni tanto ritorniamo sull'argomento delle vittime di atti violenti, che molti cittadini non conoscono, praticamente un indennizzo risarcimento allo Stato, hanno fatto causa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Giustizia. Ci vuoi spiegare, caro Menchise, com'è un po' stata la dinamica di questa vicenda tragica familiare vostra? Buonasera a tutti, grazie avvocato, grazie per l'invito in questa trasmissione radiofonica. Sono trascorsi quasi 15 anni. Il 24 dicembre del 2011, era la vigilia di Natale, ci fu un triplice omicidio che coinvolse mia madre, mio fratello e mia sorella, diciamo per mano di un signore del mio paese, un noto delinquente già con precedenti penali. Anch'io, diciamo, mi salvai per miracolo perché ero presente in quel momento alla lavanderia di mia madre, perché scappai in un piccolo negozio e questo signore armato di fucile non entrò in questo piccolo negozio perché, diciamo, nel luogo chiuso si poteva trovarsi in difficoltà, e quindi io sono riuscito a scampare insieme a mio padre, che venne solo ferito alle gambe, i proiettili del fucile lo colpirono alle gambe, e poi, diciamo, ci sono stati per noi momenti difficili, anche perché siamo stati, tra virgolette, anche abbandonati a livello istituzionale, non abbiamo avuto nessun tipo di aiuto, visto che mio padre era pensionato e mia madre e mio fratello lavoravano. Poi queste attività ovviamente sono state chiuse, causando anche a noi un grosso danno economico, e soprattutto perché non abbiamo mai avuto una risposta. Come mai un individuo con precedenti penali potesse tranquillamente tenere dentro casa un'arma, un fucile semiautomatico? E per questo... Prego. Per questo? Saltata la linea. È caduta la linea, caro Antonino, mi sembra, no? Poi adesso le richiamerete, immagino, signor Menchise. Sì, Natalia, per favore, richiama il nostro gradito ospite. Ecco, appunto. Sì. Allora, caro Antonino, la situazione, hai visto, al peggio non c'è mai fine. No. Ne abbiamo visti di tutti i colori come vittime di atti violenti, ma questa è una strage in famiglia e perpetrata per futili motivi
lui ha cominciato a dirlo, praticamente questo personaggio sentiva del rumore dalla lavanderia, dalle macchine, dalle lavatrici, da quello che era l'attività, e allora lui doveva dormire perché era un camionista, uno che lavorava di notte, non so che lavoro facesse, quindi praticamente lui si era lamentato andando a sparare e ha fatto una strage, ne poteva uccidere 5, ne ha uccisi 3 e ha tentato praticamente di uccidere anche il quarto e il quinto. Però sostanzialmente, appena il cliente tornerà, qui si vede proprio che è una grande ingiustizia. Quando si parla dei casi irrisolti del sottoscritto, purtroppo è vero, perché speriamo di risolverlo, però fino ad oggi non è avvenuto. Primo Il signor grado, Menchise di Tribunale nuovo in di Roma. linea. Eccolo. Sì, grazie. Prego. Stava parlando l'avvocato, può proseguire. No, caro, prego. Grazie. Vai avanti dove ti ero interrotto, prego, poi io ti farò una domanda. Grazie. No, semplicemente all'epoca poi io, diciamo, non avevo grosse disponibilità economiche, ero un insegnante precario che viveva a Milano, pagavo l'affitto, voi sapete meglio di me come costa Milano, e diciamo ho subito anche delle umiliazioni personali perché mi sono dovuto rivolgere a dei parenti per poter pagare il funerale. Cioè è stata dal mio punto di vista un'umiliazione. Poi al di là del risarcimento di cifre alte o basse che si possano ottenere, io questa causa contro lo Stato, dal mio punto di vista, io la vedo come una questione di dignità. Per me e per mio padre, anche sopravvissuto, nonostante mio padre aveva anche un tumore al cervello, fortunatamente lo stiamo controllando e dopo 15 anni è ancora vivo. Caro Menchise, ti rubo il tempo. Puoi dirci dove è avvenuta la strage, così i radioascoltatori possono capire un po' meglio spazio-temporalmente? Che anno era e dove era? Dove è avvenuta? Era la vigilia di Natale del 2011. L'avevi detto, sì. In provincia di Potenza, e si chiama il giorno paese, della vigilia di Natale non è stato per caso, è stato scelto proprio dall'assassino perché lui aspettava la riunione di tutta la famiglia, aspettava che io tornassi dal nord perché lui voleva uccidere tutti, perché nessuno di noi doveva sopravvivere. Questo, diciamo, se gli ascoltatori cercano questi episodi su internet, ci sono degli articoli di giornale purtroppo che a volte sono anche fuorvianti, perché si parla di fumi della lavanderia che disturbavano questo individuo. In realtà la lavanderia non emette nessun fumo, cioè quello era il fumo che questo personaggio vedeva, era il vapore acqueo del ferro da stiro che esce da tutti i ferri da stiro che noi abbiamo anche a casa. Era solo una scusa perché voleva impossessarsi di quel locale doveva essere suo gratis, senza comprarlo. Scusami Menchise, ma quindi tu dici che erano futili motivi quelli per i cui lui voleva fare la strage, giusto? Ma sì, certamente. Ecco, certamente, ma ti volevo dire, ma quest'uomo aveva precedenti penali gravi di rapine, omicidi, roba violenta, o erano precedenti minimi, insomma, rispetto a questi gravi reati? Adesso no, precedenti di omicidio no. Aveva fatto 3 mesi di carcere, però adesso ma voi non l'avevate già ricordo denunciato esattamente alla il motivo. polizia? Avevate sporto denuncia contro di lui per minacce, qualcos'altro? O è avvenuto così a ciel sereno il fatto? No, noi non avevamo sporto denuncia ufficiale, però avevamo avvisato i carabinieri di questo pericolo, cioè di minacce continue che abbiamo subito. Mia madre e mia sorella hanno subito per anni da questo personaggio, anche con un coltello, con un'accetta, minacce di morte
quotidiane, avevamo avvisato i carabinieri. E i carabinieri... E quindi loro non si sono sempre... attivati per diffidarlo, per indurlo a miti consigli, per fargli cambiare idea, non so, rispetto a quello che è il proposito criminale? Sì, i carabinieri sono andati cercando sempre di calmarlo, però io mi faccio una domanda: perché non gli hanno tolto il fucile, visto che sapevano che lui aveva in casa un fucile, perché era registrato regolarmente in caserma? Poi, tra parentesi, voglio anche dire che poi il comandante della stazione dei carabinieri qui di Genzano è finito anche lui a processo. È finito a processo, sì, è stato fatto anche verso di lui un processo che è durato 7-8 anni, poi è andato in prescrizione senza una condanna. Ma per quale reato? È andata così. Ma per quale reato è andato sotto processo il carabiniere? È andato sotto processo perché lui, conoscendo la situazione, non è intervenuto. Una specie di omissione d'atti d'ufficio, una cosa del genere. Sì, omissione. È stato perseguito dallo Stato, non da noi. Ha avuto un processo avviato dalla Procura di Potenza, d'ufficio. Però scusami, questo non me l'hai mai detto. Se tu me lo facessi, me lo mandassi, questa cosa mi sembra che non me l'hai detta, non mi ricordo, però sarebbe meglio. Volevo dirti questo, ma secondo te l'assassino era pazzo, era fuori di testa, com'è? O era semplicemente in uno stato di ira? Allora, cosa ha detto la sentenza? Allora, non era pazzo nel senso di cui noi intendiamo essere folle, ma era una persona estremamente cattiva, era una persona pronta a litigare con tutti, era tutte le persone del paese cercavano sempre di stargli lontano, era un attaccabrighe, era rissoso, era violento, e aveva sviluppato quest'idea che quel locale spettasse a lui di diritto gratis, perché effettivamente la vecchietta che abitava in quella casa, una signora anziana che abitava in quella casa, doveva poi lasciare a lui la casa per una amicizia che loro avevano stabilito nel corso della vita. In realtà poi, quando questa vecchietta è morta, il figlio ha messo normalmente la casa in vendita e l'ha comprata la mia famiglia perché è interessata, perché era casa ideale per installare una lavanderia. Era una casa ideale perché con la doppia porta, e da qui sono iniziate queste minacce che sono andate avanti per anni. E diciamo nessuno di noi poteva pensare ad una conclusione del genere, però si è arrivato a questo gesto, diciamo, estremo, che ha sconvolto, diciamo, non solo il nostro paese, tutta la regione, diciamo, e che noi ancora oggi, io quando adesso entro a casa, ancora adesso dopo 15 anni sento un silenzio a cui io non sono ancora abituato, perché mi ricordo casa mia sempre gioiosa, festosa, eravamo in 5, la mia famiglia era composta da 5 persone, adesso ci troviamo, diciamo, solo io con mio padre che purtroppo ha anche gravi problemi di salute, e c'è rimasto questo tragico ricordo che purtroppo poi niente ci può alleviare, e io devo ringraziare solo il vescovo. Mi è rimasto in mente il vescovo dell'arcidiocesi di Acerenza, qui vicino, che è venuto a trovarci a casa, che ci ha invitato. Io sono andato ad Acerenza, lui mi voleva aiutare in tutti i modi, però poi le istituzioni politiche, anche per il coinvolgimento dei carabinieri,
diciamo, per le omissioni dei carabinieri, la politica, le istituzioni sono rimasti sempre lontani da coinvolgersi in questa vicenda. Ecco caro, volevo dirti questo, ma raccontaci un attimo l'iter giudiziario. Allora praticamente, intanto volevo capire, hai perso la sorella, la mamma e poi chi hai perso? Mio fratello che era il più piccolo. Quanti anni aveva tuo quando fratello? è morto aveva solo 28 anni. Mia sorella aveva 30 anni e mia madre aveva 57 anni. Poi ovviamente questa persona, l'esecutore della strage, era una persona anziana, aveva 77 anni. E lui in carcere, scusa, in carcere? No, lui è morto nel 2014, si è fatto solo 2 anni in carcere. Solo 2 anni. Lui, il processo è durato pochi mesi, ovviamente non c'era niente da ricercare, era una strage gravissima e chiara. Come si chiama la strage? Strage di San Polo, giusto? No, di Genzano. Genzano, scusami. San Polo è un altro caso mio che è tremendo, che riguarda un altro posto. Ti volevo dire, caro, intanto guarda, una situazione drammatica, sinceramente i giornali ne hanno parlato poco rispetto alla gravità del caso e soprattutto tu ti sei sentito... Purtroppo quando si va a toccare il potere, come in questo caso purtroppo c'è stato un carabiniere che non ha fatto il suo dovere e che poi l'ha scampata con la prescrizione. Quando si va a toccare il potere, soprattutto in piccole località, in piccoli posti dove ci si conosce tutti, cosa succede? Succede che poi nessuno ne vuole parlare. Per esempio, se voi cercate sulle notizie della regione Basilicata, ci fosse stato anche un giornale o un telegiornale regionale che avesse non citato... Sei stato dimenticato totalmente. Sì, è stato volutamente dimenticato perché è stato un evento che metteva in cattiva luce il potere. Ecco, il potere che cerca di proteggersi sempre l'uno con l'altro, e quindi questo fatto è stato dimenticato. Che un maresciallo dei carabinieri sia finito a processo non è mai stato riportato in nessun giornale. Al giornale della Basilicata non lo sapevo neanche io. Ascoltami caro, volevo chiederti una cosa. Se ci puoi descrivere così per capire meglio la situazione, cosa è successo nelle cause che abbiamo fatto? Perché io sono il tuo avvocato, quindi però ti lascio dire a te la situazione se ti ricordi, in modo che spieghi un po' la situazione generale. Allora, lei ha fatto causa al Tribunale di Roma, giusto? Sì. Allora, prima si è svolta la causa penale normale qui a Potenza. L'assassino è stato condannato all'ergastolo e a 2 anni di isolamento, eccetera, eccetera. Poi abbiamo fatto con l'avvocato qui locale, l'avvocato di Genzano, e con un commercialista, abbiamo fatto delle ricerche sull'eventuale proprietà di questo assassino. Ovviamente questo individuo è risultato nullatenente, ma già era nullatenente da anni. Infatti, avendo lui precedenti penali anche per altre vicende, non poteva avere qualcosa. Lui non aveva nemmeno il conto in banca, non aveva niente. Perché? Perché aveva già avuto problemi con la giustizia, quindi per non risarcire era nullatenente già da tanti anni. Poi è iniziata questo, poi quando ho conosciuto l'avvocato De Filippi a Milano, abbiamo iniziato questa causa contro lo Stato, che l'avvocato meglio di me può spiegare le ragioni giuridiche che io non conosco nemmeno bene. Io l'ho fatto per una questione di dignità, ripeto, per
perché quello che è successo è inaudito, e lo Stato italiano non può girarsi dall'altra parte. E poi, diciamo, è iniziata questa causa verso il Tribunale di Roma. Ovviamente abbiamo perso il primo grado, io adesso non ricordo le motivazioni, l'avvocato le potrà spiegare meglio di me. Siamo stati anche condannati a pagare le spese, poi in appello lo Stato, diciamo, ci ha fatto questo grande favore, ci ha condonato le spese giudiziarie, però ci ha comunque detto: guardate, voi non avete diritto a nessun risarcimento. Allora, caro Menchise, sia in primo grado sia in Corte d'Appello tu hai perso, tu, tuo padre ovviamente, nessun risarcimento, ma sei stato pure condannato alle spese da parte della Corte d'Appello del Tribunale, ti ricordi? C'era scritto che le spese erano condonate o parzialmente condonate, adesso non ricordo la dicitura esatta, non ho la sentenza sotto mano, però questo, diciamo, sembrava come se lo Stato ci facesse un grande regalo. Certo. E allora, detto questo, ovviamente noi diciamo che tu sei qua anche per dire che puoi andare in Cassazione. Ovviamente stiamo finendo il ricorso e presenteremo ricorso alla Cassazione sempre a Roma, sperando che ci sia un revirement, un cambiamento della sentenza, e vuoi anche andare alla Corte Europea dei diritti dell'uomo per dire: non ho avuto nessun indennizzo che è previsto da una direttiva europea, che è la direttiva 80 del 2004, così che anche i radioascoltatori sappiano quali sono le ragioni di diritto di queste pretese. Quando il reo, l'assassino, gli assassini non vengono scoperti, quando non hanno soldi, quando non hanno proprietà, quando sono fuori di testa, incapaci di intendere di volere, lo Stato è tenuto a pagare. Però il tuo caso e di tuo padre risale al 2001, giusto? Dicevi questo? 2011, scusami, allora niente. Perché la direttiva a far data dal 2005, lo Stato paga solo per gli omicidi successivi al 2005. Anche questo può essere oggetto di una contestazione, perché ovviamente gli omicidi prima del 2005, visto che c'è stato un ritardo che anche solo la direttiva 80 del 2004, anche solo un ritardo di un annetto, comunque è tanto. Però sostanzialmente l'Italia ha previsto che dal 2005 indennizza, gli omicidi prima del 2005 non sono indennizzati. Allora sostanzialmente questa cosa può essere oggetto anche poi di un ricorso e di una contestazione. Per lo Stato un omicidio per persone che convivono vale 60.000 euro. Nel caso del signor Menchise e del padre erano conviventi, mi sembra, eravate conviventi, sì. Giusto? Sì. Quindi avrebbero diritto come minimo a 60.000 e 60.000, e invece la beffa per ora lo Stato in 2 gradi di giudizio, che tra l'altro mi sembra che sia durato. Quanto è durato il processo fino ad oggi? Sono oltre 10 anni. Oltre 10 anni, quindi signor Menchise potrebbe anche far valere un'altra norma, che è la legge 89 del 2001, che questa norma, la legge Pinto, prevede che i processi che durino più di 6 anni possano determinare degli indennizzi da parte dello Stato per ogni anno di lunghezza del processo, che arriva da 1.000 euro in media 1.000 euro, diciamo, per la lunghezza della causa che dura più di 6 anni. Quindi il signor Menchise potrà a disposizione anche, sia prima che fino alla sentenza di Cassazione, a dire anche questo rimedio. Però quello che è più importante per lui e per il padre ovviamente è ottenere giustizia, perché questa strage
per una ragione di dignità, diceva lui, e giustizia, lui chiede un aiuto allo Stato che finora non è arrivato. Vuoi aggiungere qualcosa, caro? È una situazione veramente tragica. Io non so, Antonino, cosa ne pensi. Quello che adesso anche mi sovviene dalle informazioni di cui quando sono venuto a Milano nel suo studio avevamo anche parlato, che mi era parso di leggere in alcuni documenti che lo Stato risarcisce solo quando si tratta di omicidi di mafia. Invece, siccome il nostro era un ci sono due strade, bravo, hai fatto bene a precisarlo. La strada del fondo per le vittime di mafia esiste ed è una cosa, e c'è anche il fondo per le vittime della criminalità comune, che è il tuo caso, e quindi sono due cose parallele che coesistono. Il fondo si chiama CONSAP, non ha dato nulla al signor Menchise e al padre, e il Menchise ovviamente ha fatto anche domanda per avere l'indennizzo in sede amministrativa. È chiaro, faccio capire ai radioascoltatori, che se io ricevo 60.000 euro dal fondo non posso chiederlo due volte. Se mi dà il fondo 60.000 euro, il giudice condanna 60.000 euro, non è che posso chiedere 60 più 60.000, però posso chiedere 60.000 euro dal fondo in via amministrativa. Se il giudice condannasse alla stessa cifra, faccio per far capire, sono dovuti interessi dal giorno della morte al giorno dell'effettivo pagamento. Quindi c'è una differenza che a volte per omicidi molto risalenti può essere anche di un certo entità. Quindi questa è un po' la regola. Volevo dire un'ultima cosa, se poi Antonino, non so, vuole intervenire e dire qualcosa lui, che questi casi sono veramente tragici e sostanzialmente difficili da ripercorrere per chi, come il signor Menchise, coraggiosamente lo ha fatto anche stasera. Vuoi raggiungere qualcosa, Antonino? Sì, io vorrei dire una cosa, davvero questa è una di quelle storie che uno dice se me lo raccontassero non ci crederei, e invece è una storia vera. Come vedete la stiamo ascoltando in diretta, io l'ho ascoltata in religioso silenzio perché credo che il signor Menchise meriti il nostro affetto e il nostro rispetto, tanto per cominciare. Però a questo punto le domande sono due. La prima: signor Menchise, non per farmi i fatti suoi, lei che cosa si aspettava dal referendum sulla giustizia? La seconda, lei ci crede ancora nella giustizia? Beh, io per quanto riguarda il referendum, io avendo la residenza a Milano, però abitando qui, non ho potuto votare e diciamo non ho approfondito la situazione. Però in generale quello che voglio dire sulla giustizia è che purtroppo la giustizia non funziona perché per quanto riguarda il mio caso in modo particolare, siccome sono qui nella piccola Basilicata, sono tutti amici, carabinieri, giudici, poi inquirenti, eccetera, eccetera, alla fine quello che ci rimette è sempre il povero cittadino come noi, cittadino onesto come noi. Perché? Perché secondo me la vera riforma è quella di eliminare la prescrizione. Cioè tu devi arrivare ad una sentenza. Se una persona è colpevole deve essere condannata o deve essere assolta. Cioè secondo me la prescrizione è un escamotage per i truffatori, per i ladri, per gli evasori fiscali, come via d'uscita, per non pagare le tasse, ma per qualsiasi altro reato. Caro Avvocato, Menchise, tiriamo le somme. Purtroppo o per fortuna la prescrizione è un diritto umano, cioè un processo non può durare all'infinitum. Quello che dici tu però è vero, ci vorrebbe una durata dei processi inferiore perché non si arrivi a prescrivere i reati perché la giustizia non è arrivata in tempo. Ecco, questo è importante. Sì, cioè bisogna assumere più giudici, più cancellieri,
nel tribunale affinché i processi abbiano una durata normale. Io la penso così, poi cioè, tutte le opinioni sono rispettabili, però in questa vicenda ovviamente l'assassino è stato condannato, era tutto palese alla luce del sole, è stato condannato, però i carabinieri che non sono andati a togliergli il fucile perché questo personaggio aveva amicizie politiche, penso che sia il lato ancora più vergognoso della situazione, o peggio anche del comportamento dell'assassino stesso. E poi amici dei giudici va il processo in prescrizione. Cioè, questo evento successivo è stata una coltellata peggio dell'omicidio, è stata un'altra pugnalata, perché ci fa capire la corruzione della nostra società. Allora, il mio tempo purtroppo è finito. Voglio ringraziare entrambi della vostra partecipazione. Insomma, restiamo in contatto e vediamo che cosa succede. Grazie. Grazie a tutti. Salve caro. Ciao, forte. Di nuovo, Ciao. sigla. Ciao. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. E allora, noi chiudiamo qui la nostra trasmissione. Naturalmente, come sempre, i nostri ospiti si assumono la responsabilità di quello che dicono. Chiaramente, noi non possiamo certo dire sì è vero, no non è vero, che i carabinieri abbiano fatto questo, non abbiano fatto quello, o che quello sia amico di quell'altro. Queste sono ovviamente parole che restano a chi le ha dette e non a noi e a questa trasmissione. Detto ciò, ovviamente è sempre garantito il diritto di replica. Io vi voglio ringraziare per il vostro tempo, noi ci salutiamo con gli articolo 31 domani del 1996 e domani alle 17:30 torneremo con Chilometro Zoom. Grazie ancora per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.